Sesta corsa, premio Associazione degli Albergatori Cesenatico, Federalberghi. È la quinta e ultima prova del Super Frustino. Vediamo dalla classifica che ormai solo 3 guidatori possono accedere alla finale. Sono Marco Stefani, Marco Volpato e Roberto Andraghetti, che si giocheranno in questa corsa l'accesso alla finale. Andiamo a leggere lo schieramento. Ritirato il numero 6 con l'1 Stiacino Jet, Giampaolo Minucci, 2 Senator Rock, Max Castaldo, 3 Rugiada SMS, Vincenzo Luongo, 4 Victor Trio, Marco Stefani, 5 Verdon VF, Roberto Andraghetti. In seconda fila 7 Unica Kagemar, Marco Volpato, 8 Nosgir, Edoardo Baldi, 9 Zirconium, Antonio Di Nardo, 10 Superstar Riff, Alessandro Gocciadoro. Stacco della macchina, veloce, Rugiada SMS, cerca di scavalcare Senator Rock, ma non è completamente passata. Senator Rock cerca di rientrare. A questo punto Rugiada cerca di scavarsi posto nella sua scia. Vediamo se riesce la manovra. Vincenzo Luongo, che di precisione si mette secondo. 14 secco il primo paletto per il figlio di Dagherapid con Max Castaldo. In sulchi avanza subito Victor Trio con Marco Stefani. Va all'attacco di Senator Rock. Vediamo quali saranno le scelte. Alla fine passa, direi di forza, Victor Trio. Senator Rock alla fine non insiste nel tenerlo. Terza posizione per Rugiada SMS, rimasto di fuori scoperto Verdon VF con Roberto Andraghetti. Intanto i 600 vanno via in un velocissimo 43,7. Passaggio davanti alle tribune, cominciano a muoversi dalle retrovie anche Zirconium e Superstar Riff, che vanno nella scia di Verdon VF. Il passaggio davanti alle tribune in 14,6, viene fuori un primo giro in 58,3, sempre in vantaggio il figlio di Nadal Shiba con ai fianchi Verdon VF, poi lungo la corda Senator Rock davanti a Rugiada SMS. Il chilometro percorso dall'allievo di Marco Stefani in 1.13.2. Victor Trio sempre alle prese con Verdon VF, Marco Stefani e Roberto Andraghetti, poi Senator Rock di secondo. Ora Verdon VF sulla dritta di là, dà un severo attacco ma risponde Victor Trio. Si prepara Zirconium al pari di Superstar Riff. Sembra in crisi Victor Trio, che è superato in questo momento da Verdon VF, poi avanza Zirconium al pari di Superstar Riff, che si lancia in terza ruota, ultima curva passata in 14,8, retta d'arrivo, è in netto vantaggio il figlio di Raja Mirki, che deve difendersi da Zirconium e Superstar Riff, ma alla fine viene a vincere Verdon VF davanti a Superstar Riff. Poi finisce forte anche Senator Rock di dentro a Zirconium. La vittoria per Roberto Andraghetti al doppio in serata e l'ingresso di prepotenza in finale nel Super Frustino con questi altri 10 punti. Mentre non avendo preso punti ci sembra Marco Volpato con Unica Kagemar, è sicuramente Marco Stefani l'altro che andrà alla finale del Super Frustino. Intanto vediamo per il secondo posto il finale di Superstar Riff, che batte Zirconium, che è terzo davanti a Senator Rock, mentre per il quinto posto è il numero 4 di Victor Trio, che quindi consente anche un altro punto a Marco Stefani. Ma la vittoria è per Verdon VF Roberto Andraghetti, per il signor Roberto Luigi Colombo. La quota per il figlio di Raja Mirki 3,39.